Sono rimasto anch'io basito nel momento in cui son partiti i bambini, intonando questa canzone, anch'io la trovo fuori luogo. Dice di essere rimasto di stucco insieme ad altri genitori il sindaco di Castello di Godego Diego Parisotto, anche lui presente alla cerimonia di fine anno alle scuole elementari del paese. Il copione è quello classico fra recite e musica, ma per il primo cittadino in quota Fratelli d'Italia quella canzone simbolo della resistenza non doveva essere cantata, troppo ideologizzata, troppo divisiva. Non è che io il prossimo anno dico ai bambini di cantare la canzone di Faccetta Nera, faccio per dire, cioè ci sono delle canzoni che in qualche modo hanno, per forza di cose, non un vestito, però hanno un significato più particolare rispetto a una canzone magari tradizionale, ecco, questo voglio dire. Con Parisotto si schierano altri esponenti di Fratelli d'Italia della Castellana per quello che ha tutta l'aria di diventare un caso. Assistiamo ancora una volta, purtroppo, a un tentativo di indottrinamento dei più piccoli, concretizzato tra l'altro in un luogo come la scuola, che dovrebbe essere dedicato solo allo studio, alla crescita, all'educazione. L'anno scorso Bella Ciao era già stata intonata, racconta sempre il sindaco. Da quel che mi ricordo io sì, la canzone era stata intonata e io verbalmente avevo fatto notare questo aspetto alle persone preposte all'interno della scuola. Credo che nei prossimi giorni cercherò di avere un incontro con la dirigente scolastica per avere dei chiarimenti e cercherò di capire che tipo di interventi poter fare perché questa cosa qui non capiti più, insomma.